Sono più di 300.000 i diabetici in Veneto. A loro, come a tutti i malati cronici, sono richiesti in questi giorni delle cautele ulteriori per difendersi dal coronavirus. Per il diabetico non c'è il rischio di contagiarsi maggiormente degli altri, però il rischio è quello di superare la malattia in maniera più complicata. Questo soprattutto se il diabetico è anziano e se il diabetico ha altre patologie. Oltre a ridurre al minimo le occasioni di contagio, è essenziale tenere sotto controllo il più possibile la propria patologia, in modo da consentire al corpo di reagire a una possibile infezione. Bisogna, chi fa insulina, dosare bene l'insulina, chi prende i farmaci non deve dimenticarsi assolutamente di prenderli, non sgarrare con l'alimentazione e fare attività fisica. Se avete una visita di controllo programmata in questo periodo, telefonate al diabetologo, gli dite gli esami del sangue e vi accordate con lui se è possibile spostarla. Gli ambulatori in questo periodo sono un veicolo di contagio, quindi è inutile andarci se non c'è veramente necessità. Essenziale è la collaborazione dei familiari e degli amici che devono a loro volta agire con la massima prudenza. Io vorrei fare un appello anche ai giovani. I giovani si sentono forti, però devono pensare a quelli che hanno vicino, quelli che hanno a casa.